sia un segno della tua presenza, del tuo Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Costruita dai nostri artisti. Così
organizzato Festa del Toro, Mario Peraldo, a quale dedicherei già un applauso a tutto quanto il comitato per il Guinetto, che oggi ha visto svolgersi all'interno della sua fossa i giochi del Paglio delle Contrade. Le nostre 4 contrade del comune di Sanguinetto, Caudesora, Caudesotto, Castello e Ghetto, oggi pomeriggio si sono sfidate in una dura battaglia con cavalli e cavalieri. E abbiamo il sindaco di Sanguinetto, Alessandro Braga, al quale passo subito la parola per un saluto. Grazie Luca, buonasera a tutti. E innanzitutto volevo salutare quanti hanno voluto trascorrere oggi pomeriggio qui con noi a Sanguinetto per questa 27esima edizione della Fiera Festa del Toro. Oggi per fortuna il tempo ci ha graziato, rispetto ai giorni scorsi è stato un po' meno benevolo. E poi ringraziare quanti si sono spesi per l'organizzazione di questa festa, di questa importante tradizione qui a Sanguinetto, per l'importanza che la Festa del Toro riveste non soltanto sotto il profilo enogastronomico, ma anche nel ricordare la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre origini. Appunto qua presenti le nostre 4 contrade rappresentate dai nostri figuranti. Vorrei sentirle con un bel applauso, un bel urlo. Vediamo il Caudesora, il Caudesotto, il Castello ed il Ghetto. Bene, allora Presidente, possiamo passare allora alla nomina ufficiale e alla premiazione, naturalmente dalla assegnazione del drappo del drago che ho qua davanti, che era in possesso fino ad oggi praticamente della contrada e il castello. Annuncio il vincitore del Paglio delle Contrade 2013 della 27esima edizione della Festa del Toro. Abbiamo anche le campane che accompagneranno questo speciale annuncio. Vincono il Paglio, la contrada Caudesotto, che supera per ben 130 punti la contrada Castello. Ora il Presidente apporrà sull'attestato della conquista del drappo del drago il sigillo del toro, lo imprimerà proprio a fuoco con la cera latta e sarà bene. Il nostro Presidente ha posto lo proprio sigillo. Invito poi adesso il Sindaco a sottoscrivere la propria firma naturalmente sull'attestato. Approfitto anche per i ringraziamenti naturalmente, finché il Sindaco e il Presidente firmano. Naturalmente il ringraziamento va a tutti quanti questi bravissimi e anche bellissimi figuranti naturalmente che abbiamo qua davanti. E quindi spero di far velocemente perché prima la prova è andata male, no? Anche l'altra, ok. 2 bastini. Bene. Dai, tutto sommato è andata bene. Bene. Il Presidente allora consegna l'attestato alla contrada Caudesotto, l'attestato appunto di conquista del drappo del drago 2013. Ecco il fondo di rito. Bene, e poi la consegna dell'attestato di merito, di un ringraziamento per... Bene, Mario sono a posto, allora fatto tutto quanto, Paglio quindi lo possiamo dichiarare chiuso anche per quest'anno, il drappo l'abbiamo consegnato
il Caudo Sotto lo custoderà, potrà prendere in giro naturalmente le altre 3 contrade, neanche la mia contrada, quindi quest'anno siamo stati veramente forti, bravi.
Intanto bisogna che si sfoga. Per essere un progetto di vita. Un progetto di vita? Caro. No, perché mi parea l'aver capito. Se non mi dà sapere a farlo. Insomma, così non volevo capire. Ma non te lo devo, ma prima che c'è niente da contarne. Che sentono sono i crepi, sono pretesi come gli altri, e se c'è la luna piena, diventi candida, ti cade la pilona, ti cade la colorante, sono i crepi, sono pretesi come gli altri. Era una copertura, faceva da spiconarmi con una innamorata. Non filmarsi che mi sono